Oggi siamo qua al Palazzo Diocesano in occasione della mostra scambio fermodellistica. Siamo stati invitati a presentare il nostro plastico come gruppo fermodellistico. Il plastico, questo qua che abbiamo esposto, rappresenta la stazione di Valeggio sul Mincio, ex linea Malta-Peschiera, chiusa nel 1967. Un ricordo storico. Io ho partecipato con la mia opera sia in veste di privato sia di socio del dopolavoro ferroviario Mantova-Cremona, il gruppo fermodellistico mantovano, non con il plastico diciamo, sociale, che è quello che riproduce la stazione di Mantova anni 70, ma con un'opera di fantasia, come ho appena detto. Quello che io ho preferito è dare una buona giocabilità al plastico, quindi non sia solo una cosa di esposizione, ma anche una cosa che si possa divertirsi a fruirla e far manovre, far correre dei treni, eccetera. Soprattutto questo aspetto mi è piaciuto molto, di vedere, poter lanciare e far correre qualche treno, insomma, per un tratto decente. Insomma, purtroppo gli spazi il più delle volte non sono d'aiuto. Fortunatamente i produttori vengono incontro ai modellisti proponendo diverse scale di riproduzione. La più diffusa è la 1,87, ovvero la H0. La scala N è quella fra le più piccole in assoluto, e c'è una via di mezzo che sarebbe la TT, ed è una bella via di mezzo perché dà la possibilità di creare un bel plastico, una bella dimensione e una buona giocabilità in meno spazio chiaramente di un H0. Sicuramente la diffusione dell'H0 è dovuta comunque al livello di dettaglio e di manipolabilità del modello in sé, non solo del modello che deve correre sui binari, ma anche quello che viene riprodotto. Non bisogna spaventarsi di affrontare questo tipo di hobby, perché il vero modellista si distingue per la capacità di riprodurre e di autocostruire il più possibile con materiali il più poveri possibile. Quindi volendo uno riesce a realizzare un'opera intera completamente autocostruita, magari al di fuori di quello che è il piano del ferro, quindi i binari. Ecco. Quindi con poco si può ottenere veramente tanto, serve anche tanta manualità, tanta precisione, però questo è possibile.